Seconda parte di Cronache Trevigiane, seconda settimana che vi parliamo di questa splendida manifestazione Caseos Veneti 2009, oltre 340 formaggi in gara di 80 produttori di tutto il Veneto, una commissione giudicatrice con 60 elementi, una trentina di categorie. Meglio di così? C'è il meglio di così, ovvero il luogo dove siamo in questo momento, all'interno di Villa Emo, e qui abbiamo il presidente di Credito Trevigiano, Nicola Di Santo, che da qualche anno hanno accolto nella BCC questo splendido gioiello di architettura ma anche di storia e di tradizione, e il consigliere regionale Amedeo Gerolimetto. Allora, io partirei proprio dall'ospite, nel senso, un consigliere regionale trevigiano, castellano, all'interno di Villa Emo con questa espressione dell'arte casearia. Meglio di così? Sicuramente è una cornice straordinaria. Sostanzialmente c'è una grande opportunità e una grande possibilità, quella di tornare con prodotti di qualità della terra all'interno di un ambiente storico che è appunto Villa Emo, con tutte le sue realtà, col suo recupero. E quindi arte con arte, è meglio di così, presidente Di Santo? Un'arte casearia che nemmeno l'innovazione e la tecnologia riesce a scoprire i segreti dei maestri casari in questi territori, e qui in queste vicinanze sono veramente frutto della nostra gente. Villa Emo, la casa fattoria, la villa fattoria, perché qui effettivamente è stata costruita perché doveva essere non la casa del padrone, ma la fattoria produttiva del padrone. Oggi a tutti, è aperta a tutti, quindi la casa del padrone è aperta a tutti. In queste terre le casse rurali ed artigiane sono state veramente vincolate a un connubio con le latterie, e quindi sono nate di solito e spesso negli stessi locali dove si praticamente raccoglieva, ci facevano i prestiti, si raccoglieva anche il latte, si finanziavano le attività agricole. Quindi è oggi un connubio straordinario, direi inscindibile, non oggi ma anche domani. Proprio in conclusione con Amedeo Gerolimetto, un pensiero a chi produce però il latte? Stiamo sicuramente vivendo un momento estremamente delicato e difficile di fronte a una mondializzazione dei mercati. Sono saltati sostanzialmente le certezze. I nostri allevatori sono chiamati a grandi sacrifici, a grandi sforzi, però io sono fiducioso che la loro professionalità, la loro competenza, e speriamo anche che il mondo politico sappia affiancarli, riusciranno sicuramente a superare questo momento estremamente delicato. Un momento che va superato, perché senza la zootecnia da latte non c'è più agricoltura sul nostro territorio, non ci sono più quelle realtà che veramente hanno a cuore la tutela dell'ambiente. Allora, io vi ringrazio davvero della partecipazione, di queste testimonianze, grazie a Gerolimetto, grazie a Di Santo. Ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e poi ancora tanta Villa Emo e tanto Caseos Veneti 2009. A tra poco. «17 nazioni, 77 atleti della categoria Elite sulla linea di partenza, 11.000 persone ad assiepare il percorso della Coppa del Mondo di ciclocross e ancora una volta le Bandie è evento». Patron della manifestazione Remo Mosole, che non ha risparmiato energie per preparare un percorso spettacolare agli atleti giunti da tutto il mondo. Questo è un percorso che i nordici, l'Olanda, il Belgio, il Cecoslovacchia, tutti i nordici, che loro sono professionali per questa cosa, lo considero il palazzo dello sport del ciclocross. È un percorso da 3 km 250 metri, fanno 32 di media. È una roba impossibile, corrono un'ora, fanno 32 km, sono un'ora, con queste salite che tirano anche al 25-26%, tante salite sono del 12-6%, sul percorso anche abbastanza non tanto duro, ma abbastanza con fondo speciale. Oggi c'è una polvere che non finisce più, comunque la gente è soddisfatta, i corridori vengono ben volentieri, perché trovare una corsa di Coppa del Mondo con 77 professionisti che parte, credo che è il massimo. E a correre non c'erano solo i grandi protagonisti del ciclocross mondiale, ma gli organizzatori hanno voluto anche i più piccoli, perché la passione sportiva inizia proprio da bambini. Oggi c'erano bambini a centinaia che hanno corso qui a centinaia, e so io dalle mamme e dai nonni che era 8 giorni che non dormivano più tranquilli a pensare di correre sul circuito del mondiale insieme ai grandi della terra. E tra i tanti volti noti presenti alla gara anche l'olimpionica Paola Pezzo, che ci ha regalato impressioni e suggerimenti. Oggi ho avuto anche la possibilità di essere qua per la prima prova di Coppa del Mondo, abbiamo visto le ragazze, si vede subito insomma chi è già preparato e
Le favorite erano quelle. Quali sono le qualità, le caratteristiche che fanno di una ciclista che decide di avvicinarsi a questa disciplina, in particolare una ciclista con le potenzialità? Qui che conta molto dopo è l'abilità e saper guidare la bicicletta. Oggi magari era un percorso molto veloce, non c'erano molte difficoltà, però se piove o c'è fango, d'inverno il ghiaccio mettono a dura prova le atlete, quindi bisogna essere molto abili come la mountain bike. Ad aggiudicarsi il podio della gara più attesa, la competizione maschile elite, il belga Albert Nils, campione del mondo in carica. Mi piace questo percorso, è molto veloce, duro e il terreno è molto secco. Sono contento delle condizioni meteorologiche, ma con la pioggia sarebbe stato più difficile. Le condizioni invece erano buone e così sono molto soddisfatto, perché ho cercato di essere il miglior atleta del momento. Try to be the best man for the moment. Rientriamo in questo studio ideale, ancora Villa Emo, ancora Caseus Veneti 2009, una quinta edizione, davvero abbiamo sentito numeri davvero interessanti e siamo col vicepresidente di Regione Veneto, Franco Manzato. Allora, grande soddisfazione per questo patrimonio caseario del Veneto che non ha nulla da invidiare a nessuno. Certamente è evidente che il nostro patrimonio parte sicuramente dal latte, ma arriva al formaggio e arriva con una consistenza notevole perché il 70% del latte diventa formaggio da noi e quindi questo tipo di manifestazione evidenzia due cose sostanzialmente: il fatto che il lavoro dei produttori viene premiato attraverso dei prodotti di altissima qualità, tutti certificati DOP, quindi una grande valenza, una promozione territoriale perché ogni formaggio proviene da un territorio ben preciso in un contesto importante. Questo è un segnale di vivacità del settore con le difficoltà che sicuramente abbiamo. Veniva da dire nonostante tutto. Nonostante tutto, però abbiamo la necessità e la volontà e la determinazione di dimostrare che le eccellenze del Veneto sul settore lattiero caseario possono essere anche un traino economico in futuro. Certo, nonostante tutto, perché il latte alla stalla viene pagato circa come 15-20 anni fa. Però, vicepresidente, c'è l'annuncio da Villa Emo che Venezia e le Olimpiadi, il sogno potrebbe diventare realtà? Il sogno potrebbe diventare realtà. Io devo ringraziare il presidente Giancarlo Galan, il sindaco Cacciari, Gobbo, il sindaco di Treviso, il sindaco di Padova, tutti i sindaci che si metteranno attorno a questo tipo di progetto, tutta la parte industriale, la parte economica, turistica e sociale, perché abbiamo l'occasione di candidare Venezia, che penso che sia la perla del mondo a livello mondiale, alle candidature alle Olimpiadi del 2020 e questo secondo me significa anche dare un segnale dal Veneto che l'Italia può riprendere in maniera molto veloce con grande determinazione. Con questa notizia quindi una candidatura che ci vedrà davvero, vi vedrà al lavoro nei prossimi mesi. 2020, chissà, le Olimpiadi proprio a Venezia. Io la ringrazio, grazie a Franco Manzato, grazie a Regione Veneto, noi ci fermiamo qui e tra poco ancora Villa Emo, ancora Caseus Veneti 2009.